A 100 anni dalla nascita, una mostra rende omaggio a Zoran Mušić. È nato nel 1909 a Gorizia, terra asburgica, ma pure mitteleuropea, tanto che Venezia è casa designata, diremo inevitabilmente per chi, come lui, ha manifestato il desiderio del viandante, al di qua e al di là dei confini di un'Europa dell'Est, non ancora compiuta ma già travagliata. Era il Novecento e Zoran Mušić, che è stato profugo in Stiria e Corinzia, ha trasferito sulle tele le sofferenze di quel tempo, vissute anche in prima persona come deportato a Dachau. La testimonianza e l'esperienza sono nel ciclo di tele Non siamo gli ultimi. C'è da osservare il segno, oltre che il colore, in questi quadri che interrogano ancora sul senso delle guerre. Nella mostra, promossa dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dalla Regione Veneto e da Artemisia Group, presso la sede di Palazzo Franchetti a Venezia, si possono trovare anche alcune opere mai viste prima, in particolare quelle che Zoran Mušić ha dedicato alla città lagunare dove ha vissuto fino alla morte avvenuta nel 2005. Il percorso espositivo, curato da Giovanna Dal Bon, mentre il catalogo è della casa editrice Marsilio, indaga gli ultimi anni di attività di Mušić, dove ad ispirarlo è la moglie Ida Kadorin. La ritrae molte volte da sola o nel doppio ritratto. Zoran Mušić, Estreme figure, si visita fino al 7 marzo 2010 presso Palazzo Franchetti.